Venerdì 14 gennaio 2021, 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo immediatamente con la lettura dei titoli presenti nelle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Partiamo con il Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano l'evoluzione e la crescita dei supermercati in provincia di Belluno. Questo è il titolo. Il viale dei supermarket, settimo in 3 chilometri. Canguro compra l'area dell'ex Agip a Baldenic. Il piano è un altro punto vendita nel capoluogo. C'è un progetto per l'area ex Agip alla rotatoria del centro Millennium a Baldenic. Lo spazio dove fino a qualche anno fa c'era un distributore di carburanti è stato acquistato dal gruppo Acil, che costruirà un supermercato Canguro in poco più di 3 chilometri dalla rotatoria del Millennium all'emisfero dell'aeroporto. In un futuro non troppo lontano ci saranno ben 7 supermercati. L'approfondimento di Forzin Alessia lo troveremo a pagina 17. L'approfondimento in merito all'emergenza Covid nel bellunese. Belluno, positivi accertati dai test rapidi, il tracciamento in autonomia, procedure semplificate, ma per uscire dall'isolamento serve un test fatto dall'USL. L'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 5. E ancora, dopo la figlia sottratta, siamo a Sovramonte, dopo 4 anni non mi chiama più mamma. La figlia Valeria è in Russia portata dal padre, per mamma Elena sono 4 anni di sofferenze, non mi riconosce come mamma. L'approfondimento di Sosso a pagina 23. Borgo Valbelluna, case popolari nelle ex scuole di Pellegai e Villa Piana, 6 alloggi popolari nelle 2 ex elementari grazie ai 935.000 euro del PNRR assegnati dalla Regione. L'approfondimento di De Barba a pagina 25. Scuola, studi all'estero per i ladini, spese pagate dall'Alto Adige. Gli studenti dei comuni ladini storici potranno frequentare il 4º anno delle superiori fuori. L'approfondimento di Segafredo a pagina 28. E ancora, stangati i furbetti della spazzatura, staccate 172 multe. Stretta sui controlli alle isole ecologiche, sono 172 le sanzioni accertate nel 2021 dal nucleo ambiente della Polizia Locale di Feltre, che ha dato una svolta al contrasto dei furbetti della spazzatura. Le multe elevate valgono oltre 40.000 euro che saranno reinvestite in videosorveglianza. L'approfondimento di Curto a pagina 20. E la foto di copertina è dedicata alla stagione invernale in montagna. Sci, gli impiantisti chiamano la polizia per controllare il Super Green Pass. L'approfondimento di Dalmas a pagina 19. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno, ed ecco come si apre l'edizione nazionale del Gazzettino. Benetton, la svolta, Alessandro Presidente, il figlio di Luciano al vertice di edizione, la holding del gruppo. Ma ancora notizia in primo piano, frenata sulla 4ª dose. Il Gazzettino quindi dedica spazio all'emergenza Covid, stop dell'Agenzia Europea per i medicinali. Il professor Cauda, i vaccini ravvicinati possono ridurre le difese. L'approfondimento a firma di Malfetano lo troveremo a pagina 4. Foto di copertina, siamo in Friuli Venezia Giulia, ira per l'Ave Maria delle 6, il vescovo clima ostile, sigiglia le campane, disturbano Adolina in provincia di Trieste, sigiglia le campane, vediamo appunto il campanile interessato a questa vicenda. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno, aziende in crisi, il virus tiene a casa fino al 30% dei dipendenti. L'approfondimento di Piol lo troveremo a pagina 11 dell'inserto. Ed entriamoci all'interno dell'edizione nazionale, breve panoramica riferita alle notizie di carattere regionale, nazionale e internazionale. La prima ci porta a parlare di emergenza Covid nel nord-est, Veneto ancora in giallo, ma con il vaccino a tutti saremo in bianco. Il rischio arancio, slitta di una settimana, senza i Novax, 42 intubati anziché 206, scuola, 254 classi in quarantena su 1039, vaccinazioni, 2 open day per i ragazzi. E troverete anche un approfondimento riferito alla scuola in Veneto, le classi in quarantena. Diamo uno sguardo alla nostra provincia che è all'interno dell'USL numero 1 Dolomiti. Le classi sono 28, di cui in quarantena 7, la stima degli studenti coinvolti 560, la stima degli studenti in quarantena 140. E a livello regionale classi 1039, di cui in quarantena 254, e stima di studenti coinvolti 20.780, di cui in quarantena 5.080.
Covid, party per i docenti, la Digos avvia i controlli, Treviso, faro della questura sulle cene con i positivi per ottenere il Green Pass, i risvolti penali dal rischio di espandere l'epidemia alla mancata quarantena. E ancora false inoculazioni, guaritore padovano indagato a Ravenna, il pranoterapeuta è sospettato di essere il tramite con i Novax. E sempre a proposito della lotta alla pandemia, siamo a pagina 4, quarta dose, l'EMA frena no ai vaccini ravvicinati. Possono ridurre le difese. Per l'ente UE servono nuovi studi clinici anche sulle fiale aggiornate per Omicron. Si teme che le iniezioni ogni 3 o 4 mesi producano una paralisi immunitaria. Sul nuovo richiamo già iniziato in Israele pesa anche il veto dell'OMS. Bisogna prima vaccinare il 40% del mondo. E sempre a proposito di virus e mutazioni, Delta e Omicron, scoperti 2 casi di doppio contagio per la prima volta in Veneto, l'Istituto Zooprofilattico del Veneto trova entrambe le varianti nello stesso tampone, coinvolti un padovano e un trentino, la biologa Fusaro, rara co-infezione. E adesso si parla di politica e del Colle, si è pronti a votare e a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, questo è il titolo, siamo a pagina 6, Colle su Berlusconi, altolà dei fedelissimi, trattativa Lega-Dem. Gianni Letta, bisogna guardare agli interessi del Paese, non a quelli di parte, Salvini, centrodestra compatto su Silvio, ma con il PD è partito il dialogo su altri nomi. E Silvio rispolvera il marketing stile 94, io eroe della libertà. La pagina apparsa sul giornale si apre con chi è Silvio Berlusconi, si chiude con e quindi chi come lui, in mezzo all'elenco delle virtù, da una persona buona e generosa fino all'eroe della libertà, ed ecco appunto la pagina interessata. Sempre dalla politica un omaggio, un richiamo a David Sassoli. Questa mattina saranno celebrati i funerali di Stato a Roma. Dem Renzi, Mattarella bis, asse nel nome di Sassoli. La famiglia allargata di centrosinistra, la via migliore è che resti il capo dello Stato. Conciliaboli e trattative tra vecchi amici rivali intorno al feretro in Campidoglio. Ed ecco l'omaggio in comune delle istituzioni, le più alte cariche dello Stato, moltissimi leader politici ed ex colleghi per il saluto a Sassoli. Gli scout, gli ex compagni del Virgilio, una rosa bianca per ricordare David. Hanno detto, lascia un vuoto, ho accompagnato la svolta decisiva per il futuro della UE, un leader leale, questa è la dichiarazione di Sergio Mattarella. Mario Draghi, garbo e umanità, uno dei volti TV più amati, il suo spirito civico lo ha fatto rispettare anche dagli avversari. Maria Elisabetta Casellati ha vissuto in Parlamento UE come luogo di mediazione, nessuno lo dimenticherà. Economia nel nord-est, abbiamo avuto un richiamo anche dalla prima pagina del Gazzettino, Benetton alla svolta, Alessandro al vertice e Laghi ad amministratore delegato di edizione. Nuovo statuto e trasformazioni in SPA per la holding del gruppo trevigiano, per le azioni bloccate le vendite di azioni per 5 anni, controllo in capo alla famiglia. Ma continuiamo con fatti di cronaca, giallo in casa Chioggia, madre e figlia trovate senza vita dopo giorni. Duplice disgrazia in un appartamento, la 79enne e la 50enne erano in corridoio. L'ipotesi è che la più giovane sia morta di malore, l'anziana non avrebbe resistito. La polizia davanti alla casa, in questo scatto dove vivevano Nadia Vianello, 79 anni, e la figlia Barbara Volturina, 50, i corpi sono stati trovati ieri, ma nessuno le aveva viste da una decina di giorni. E adesso la notizia curiosa che abbiamo trovato come foto di copertina sulla prima pagina del Gazzettino, la guerra delle campane, il vescovo clima ostile. Ad Olina, in provincia di Trieste, sigilli al batocchio, i rintocchi danno disturbo, l'ira per l'Ave Maria alle 6,70 colpi all'ora, Monsignor Crepaldi, dispiacere. E adesso passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno, addentriamoci immediatamente a pagina 2 con la prima notizia che troviamo in primo piano, notizia che ci porta a parlare di emergenza Covid in provincia di Belluno, emergenza che è riferita anche al futuro delle aziende. Omicron blocca le aziende, riduciamo la produzione, le assenze di operai contagiati o in quarantena hanno costretto fabbriche a ridimensionare il lavoro, alla Seste di Limana manca il 15% di dipendenti, ogni giorno crescono, al picco problema serio. L'allarme dell'amministratore delegato Michele Fagioli, il peggio deve ancora venire e i sindacati parlano di mini lockdown. Tasso di assenteismo dal 15 al 30%, complicato gestire la produzione. La presidente Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, il vaccino doveva essere obbligatorio per tutti, ora il 10% di lavoratori è Novax.
E a proposito di Novax, follia Novax, dita nel naso dei positivi. I casi segnalati nel feltrino al presidente di Federfarma, Grubissa, passandole nelle loro narici, cercano di contagiarsi. Il tutto in barba al lavoro di prevenzione che vede alleate USL e farmacie nella settimana di Capodanno 218.000 test. E in questa pagina del Gazzettino di Belluno troverete anche un grafico che rappresenta la prevenzione in farmacia e i positivi dal mese di luglio al mese di gennaio. Scusate, non sono i positivi, ma il numero di tamponi eseguiti in farmacia per mese. Come si può vedere, l'aumento, il picco vi è stato nel mese di dicembre, in crescita da ottobre del 2021. Pagina 5 del Gazzettino di Belluno, il papà l'ha rapita 5 anni fa, della mia bimba ho solo 3 foto. La battaglia della madre residente nel feltrino che non ha più rivisto la figlia. Il dramma: non è stata fatta giustizia, si meritava di più accanto al dolore per quella figlia che il marito le ha sottratto quasi 5 anni fa, in cui ogni tanto si perde fantasticando sulle uniche foto dal cellulare che le sono rimaste. Elena ha scoperto la rabbia: io non vedo la mia bambina da maggio 2017, lui mi ha rovinato la vita, mi ha distrutto. Il tribunale di Belluno ha riconosciuto la responsabilità penale dell'uomo condannandolo a 1 anno e 9 mesi di reclusione. Troppo poco, secondo Elena, perché il tempo in cui lei è rimasta senza la figlia è più del doppio. La penso di continuo, ha aggiunto, negli ultimi 2 anni l'ho vista soltanto 2 volte in videochiamata, lei mi ha guardato ma non mi ha riconosciuto e ha cominciato a piangere. Pagina 6, col Cavalier, dopo 10 anni il piano ex Burigo, siamo nel capoluogo bellunese, prevede la realizzazione di villette nell'area della ditta, ma viene contestato da Comitato dei Residenti e Italia Nostra. Presentate 3 osservazioni a Pua sulla scia di quelle sollevate dalla sovrintendenza, contestate le abitazioni fuori perimetro. Vigilanza privata, uno studio mai attuato. Doglioni, presidente di Ascom: non è mai arrivato nulla dal municipio, ma non è sicuramente un nostro compito. E ancora addio a Gianfranco Tormen, una vita dedicata a tradizione e buona cucina. Il gastronomo castionese è stato uno dei fondatori dell'Associazione dei Cavalieri di San Martino. Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, passiamo a Feltre. Ecofurbi, la polizia ne ha multati 210. Ottimi risultati ottenuti grazie all'adozione di nuove apparecchiature e alla costituzione del nucleo ambiente che ha messo in campo 2 agenti. Le sanzioni elevate hanno portato nelle casse del comune 52.000 euro che serviranno a potenziare la videosorveglianza, ed ecco uno scatto che rappresenta alcuni ecofurbi nella zona del Feltrino. La mia nave, recuperò la Concordia. Attilio Serafini fu tra i costruttori della maxi imbarcazione utilizzata 10 anni fa per recuperare il gigante da crociera. Nel decennale del naufragio ripercorre la sua lunga carriera. Nel 2013 mi chiamarono anche per il Mottarone, non accettai. E quindi questa è un'intervista di un bellunese, appunto, che partecipò alla realizzazione della nave che trasportò appunto la mega nave Concordia, che si inabissò davanti all'isola di San Giglio. Ed ecco, vediamo un primo piano di Attilio Serafini nel suo laboratorio del legno, a fianco il recupero della Costa Concordia da parte della mega nave Micoperi 30, dotata di una gigantesca gru. Cambiano soste e viabilità per la Coppa del Mondo. Siamo a Cortina d'Ampezzo, emessa ieri l'ordinanza per modificare la viabilità in vista dell'evento sciistico. La strada che sale al traguardo di Rumerlo sarà chiusa per 4 giorni. L'altro approfondimento del Gazzettino ci porta invece in Comelico, a Santo Stefano, chiusura della galleria, vertice tra sindaci per un'alternativa. Intanto l'onorevole De Menech ipotizza un ospedale di comunità con il PNRR. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 5, riguarda l'emergenza Covid. Positivi certificati dalle farmacie e arriva il tracciamento fai da te. L'USL semplifica le procedure, aboliti i tamponi molecolari di conferma dopo il rapido, ma il test per uscire dall'isolamento dovrà essere fatto in una struttura pubblica. Medico si vaccina ma resta sospeso, ho lavorato, c'era bisogno di me. L'USL apre un procedimento disciplinare contro il dottor Favero, la difesa vittima di un problema burocratico dell'Ordine di Padova.
E ancora dalla provincia di Belluno siamo a pagina 17, questa è la notizia che ha aperto come notizia in primo piano l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, un supermercato canguro nell'area ex Agipa Baldenic. Saranno demoliti il bar e la casa retrostante, ci saranno 2 ampi parcheggi in poco più di 3 km, 7 punti vendita in forte concorrenza. L'articolo a firma di Alessia Forzini. C'è un progetto per l'area ex Agipa, la rotatoria del centro Millennium a Baldenic, lo spazio dove fino a qualche anno fa c'era un distributore di carburanti, è stato acquistato dal gruppo Acil che, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, costruirà un supermercato canguro in 3,5 km dalla rotatoria del Millennium all'emisfero dell'aeroporto. In un futuro non troppo lontano ci saranno ben 7 supermercati. Il percorso è partito qualche anno fa e si è protratto anche a causa dello scoppio della pandemia Covid, che ha rallentato l'attività degli uffici comunali. L'amministrazione comunale infatti sarà chiamata a dare il via libera all'intervento, che si svilupperà sotto forma di piano urbanistico attuativo. E il Corriere delle Alpi inserisce proprio anche la presenza dei supermercati lungo la via Vittorio Veneto. Ci sarà appunto il canguro appena citato, è già presente il Super V, il Lidl, il Prix Quality, qualità italiana, l'Emisfero, l'Eurospin e un altro Emisfero. Le botteghe si rendono alla crisi, la grande distribuzione incalza. Negli anni 80 c'era un piccolo negozio quasi in tutte le frazioni, le grosse attività proliferano in periferia, in centro solo un market. Pagina 18, salta il carnevale bellunese, ancora troppe incertezze per il secondo anno, la Proloco castionese costretta a rinunciare all'evento. Ora le nostre energie si concentrano sulla festa estiva del Campanotto. Cultura, pochi fondi al Fulcis, sorveglianza e guide affidate ai volontari. E passiamo a pagina 19, l'inverno in montagna, controlli superpass, gli impiantisti chiamano la polizia, sciatori corretti. Ad Araba l'iniziativa della società è piaciuta alla clientela, vistoso caro di presenze sui tracciati, lo sapevamo. 2 proposte, Bottaccine defiscalizzare o lo shock energetico ucciderà la montagna. A seconda proposta, Roccon scrive a Padrin contro il caro bollette, rivedere i sovraccanoni. Troverete quindi in questa pagina 2 dichiarazioni, 2 riflessioni, il primo dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, il secondo del consigliere di minoranza del Comune di Belluno Franco Roccon. Pagina 20, 3 dimore storiche in un documentario che racconta le tradizioni agricole. Il progetto mette insieme le ville rurali bellunesi e trevigiane. L'obiettivo è di Confagricoltura e valorizzare le loro potenzialità. Muore 10 giorni dopo la moglie, la confraternita saluta Franco, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso a pagina 21, Confcommercio, troppi negozi chiusi per Covid, servono ulteriori ristori. Doglioni, presidente di Confcommercio, il virus si sta diffondendo tra i nostri associati già in difficoltà, la richiesta ai parlamentari per un'azione decisa nei confronti del governo. Va considerata anche una riedizione del fondo montagna non erogato nel 2021, questa è la dichiarazione di Paolo Doglioni. 3 notizie brevi che troviamo in questa pagina del Corriere delle Alpi. A Damiano, Fratelli d'Italia, consigliere di minoranza del comune di Belluno, vigilanza privata in centro, a che punto siamo? E ancora, denunciato il proprietario, cane mordace sul bus, autista sporge querela. Oggi e domani scuola aperta online al liceo Galilei Tiziano. E adesso passiamo a Feltre con pagina 22, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, furbetti dei rifiuti, stretta sui controlli, i vigili fanno multe per 40.000 euro. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al dolore di Elena per la figlia lontana, dopo 4 anni non mi riconosce. Valeria è in Russia, l'ho vista via social, non mi chiama più mamma. L'ex marito è stato condannato per sottrazione del minore. In questo scatto vediamo mamma Elena e a destra il suo avvocato Roberta Resenterra. L'articolo a firma di Gigi Sosso, Valeria non la chiama più mamma e nemmeno la sentenza di condanna dell'ex marito a 1 anno e 9 mesi di reclusione per sottrazione di minore e trattenimento all'estero può consolare Elena per questo. La bambina è in Russia dal 18 maggio 2017 con il padre e la nonna e all'epoca di quel viaggio non aveva neanche 2 anni, non può ricordarsi della donna che l'ha messa al mondo e non sa quando potrà rivederla. La donna ora si trova in Moldavia ma vuole tornare nel Feltrino, la rivoglio con me. E abbiamo anche un approfondimento in merito a questo caso, il difensore studia le prossime mosse, l'appello dell'avvocato, il ministero ci aiuti a far tornare Valeria. Sempre dal Feltrino, Cesio Maggiore, ostacoli sulla servitù, ma in 2 sono assolti. Rinvio a giudizio dipendente di una ditta nei guai per estorsione.
Ancora dal Feltrino, ancora Cesio Maggiore, Val Canzoi, l'anello dei sentieri sarà restituito agli escursionisti. Accordo tra Parco Dolomiti Bellunesi e Comune per eseguire l'intervento. Con 40.000 euro sarà sistemato il tratto tra la diga La Stua e località Casole. Biglietto d'auguri speciale per festeggiare i 102 anni di padre Ilario Moretti, compleanno salutato a casa padre Colbe, e ancora Pedavena, raccolta dei rifiuti, ha debuttato Valpe. San Gregorio nelle Alpi, festa e assemblea degli alpini, attività stravolta dal Covid. Passiamo adesso a Borgo Valbelluna con pagina 25, case popolari nelle ex scuole di Villa Piana e di Pellegai. Finanziato dal PNRR il progetto per ricavare 6 alloggi per piccoli nuclei familiari. Il sindaco Cesa, cercheremo di assegnarli a giovani per rivitalizzare le frazioni. Sedico, esperti di macchine operatrici, la scuola edile vara il corso IFTS. Notizia di spalle, Ponte nelle Alpi, teatro per le famiglie, il via alla rassegna slitta al 12 di febbraio. Con pagina 26 spostiamoci a Longarone, un 2022 pieno di manutenzioni, a Ignedi si sistema la passerella. Campi sportivi e parchi in cima alle priorità, appena miglioreranno le temperature. L'assessore Livio Sacchetti, in preparazione un piano di interventi pluriennale. Val di Zoldo, 2 velocità, più turisti nella parte alta. Agordo, pendolari di Luxottica, ancora disagi con i bus. E sempre da Agordo, ufficio tecnico senza personale, attività comunale a rischio. Il vice sindaco Favretti lancia l'allarme, mancano gli operatori e il responsabile. Procede a rilento la partita dell'ex Follador, atteso un incontro con il legale. Notizia di spalle, ieri pomeriggio va a fuoco un camino in una casa di Alpago. E ancora i 90 anni in forma di Arrigo celebrati in vetta alla Marmolada. La trasmissione Rai Calipè ha dedicato un servizio all'alpino e vediamo appunto in questo scatto Arrigo Pegoraro al centro, festeggiato in Marmolada dal conduttore Ossini alla sua destra e al gestore Carlo Budel alla sua sinistra. Alleghe, urto e discussione, guidatore derubato da 3 sconosciuti. Passiamo a pagina 28 con Cortina, anno di studio all'estero, tornano le borse. L'Alto Adige riattiva dopo un biennio il contributo totale o parziale esteso anche ai 3 comuni ladini storici bellunesi. Ghedina va a Pechino, da Zaia un video saluto con 40 figuranti parlando in cinese, le mosse di rappresentanza del Veneto per il passaggio del testimone olimpico. E da pagina 20 a pagina 29 spostiamoci a Perarolo di Cadore, Busa del Cristo, Frana Stabile e adesso le briglie sul Boite. Gli interventi della regione hanno portato quasi a fermare il movimento. Il sindaco Svaluto Ferro chiede ora di consolidare la sponda destra del torrente. Domege di Cadore riparte il servizio dopo scuola, il progetto sarà sperimentale. Comelico Superiore affidata alla progettazione di un nuovo parcheggio in località Selva Piana. E da Pieve di Cadore servizio civile, bando per 4 posti in comune. Continuiamo con pagina 30 del Corriere delle Alpi, siamo in Comelico, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, appello di De Mene che in Comelico serve l'ospedale di comunità. Alla regione quasi 600 milioni, soldi dei cittadini italiani vanno investiti potenziando la sanità in tutti i territori. Ecco a 2 dichiarazioni dell'onorevole De Menec, la proposta avanzata dall'esponente del PD potrebbe completare il distretto sanitario previsto dall'UM, ovvero dall'Unione Montana. Parliamo di un'area completamente priva di servizi sanitari, di una qualche stabilità e pure di ambulanze. Intreccio tra comuni per il segretario, Pilotto resta a Vigo ma lascia Auronzo e prende il Comelico. E ancora Lorenzago, cose fatte e da fare, il comune rende conto nell'annuale notiziario. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, la mostra Babetto e il Sacro, la luce si eleva sulla materia e l'oro diventa un invito alla contemplazione. Nella Basilica di San Giorgio a Venezia, le opere del maestro orafo padovano, capolavori di autentica caratura liturgica. Spettacoli, da domenica su Rai 1, Antonio, un figlio veneto per Serena Rossi sposa, ha 10 anni e vive ad Agna, il ragazzino che nella fiction ha un ruolo centrale. Con l'attrice è stato amore a prima vista. Passiamo alla rubrica bellunese giorno e notte. Da 40 anni con gli emigranti in festa la famiglia del Cadore nacque sotto la spinta di Tonin Bergamo per aiutare chi lavorava all'estero. Tabacchi volevamo celebrare con una mostra, forse la faremo in primavera. Ed ecco una foto, la festa per i 30 anni della famiglia degli ex emigranti del Cadore 2012 alla presenza dell'attuale presidente di ABM Oscar De Bona, nel riquadro Giuliano Tabacchi che ora ricopre il ruolo di presidente onorario del sodalizio.
e tanti auguri alla famiglia, alla nostra famiglia ex emigranti del Cadore. E adesso passiamo allo sport. Prima di salutarci, pagina 34, sci nordico, Olimpiadi, Anna Comarella è certa della convocazione. La Cortinesi si sta allenando a Passo Tre Croci con il gruppo azzurro, il CT Stauder. Resteremo qui fino al 23, la partenza verso la Cina è il 30. Sci alpino, Coppa del Mondo, Buzzi lontano dai primi nel Super G di Wengen, Pechino si allontana. Nuoto giovanile, Filippo Monesser brilla a Spresiano e si qualifica ai campionati italiani. Sci alpino, poker degli sci club bellunesi nel gigante del Monte Verena. 4 vittorie nella prima selezione del trofeo Alpe Cimbra ex Topolino. De Cassane e Valente prima nei ragazzi, Vanni e Avesani al top negli allievi. Notizia di spalle, volley a 3, Coppa Italia, è il Pineto l'avversario negli ottavi della Darold. E ancora sport, ancora sci nordico, Barpe e De Martin sperano nel tricolore a Padola. Biathlon, la pista di Palafavera, ospita la Coppa Italia, Pancera orgogliosi di questo evento. Calcio di Serie D, Carazzai, la Dolomiti sarà pronta per il 23 a Mestre. Calcio A5 Serie B, domani alle 16, Sedico a Castelfranco, in palio mezza salvezza, rotta servono punti, non abbiamo alibi. Hockey femminile, sogno a 5 cerchi per il nuovo Padova, ci sono anche 6 bellonesi tra cui 3 ex scudettate, Toffano, progetto a lungo termine, ci vuole tempo. Calcio di Serie A, Inter ha iniziato il ciclo di Inzaghi e Sanchez vuole essere titolare. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 e domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.